Ma se Marcato avesse fatto l'accordo con Stefani avrebbe preso il 90% probabilmente. E poi ognuno vota quello che vuole e era ovvio che non tutti avrebbero votato il candidato trevigiano, come non tutti a Padova hanno votato il candidato padovano, e non c'è sempre identità nel voto rispetto al territorio nel quale si abita. L'ala trevigiana del Carroccio non è solo quella che sosteneva Franco Manzato, lo ribadisce con forza Riccardo Barbisana a 4 giorni da quel congresso che ha lasciato più strascichi polemici che unità di intenti. L'eco delle accuse a Marcato e non solo da parte di Gian Antonio Darè a Focus è ancora forte. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana, molto importante trevigiana. E bisogna vedere lui con chi ha parlato, perché Gian Antonio Darè non mi ha mai chiamato per votare nessuno, a parte che io neanche ero delegato al congresso, quindi non dovevo neanche pormi la domanda su chi votare. Probabilmente si è fidato delle persone sbagliate, non è la prima volta che gli succede. La stoccata ironica viene da chi invece fa parte di quella Lega trevigiana che ha sostenuto Alberto Stefani e non ci sta a farsi tacciare di tradimento né a farsi etichettare come parte sconfitta. La narrazione che a me non piace è di sentir parlare di una Lega trevigiana sconfitta. Ci sono anche tanti delegati al congresso della provincia di Treviso che oggi si trovano nella posizione di aver vinto, quindi il fatto di dire che la provincia di Treviso ha perso a me fa sorridere, nel senso che non è proprio così. Forse più del 50% dei delegati della provincia di Treviso ha votato per Stefani. In direttivo regionale abbiamo il più votato dei membri del direttivo regionale, che è un trevigiano, ovvero lo storico esponente moglianese Giuseppe Canova. Resta però un Carroccio veneto alle prese con tensioni sotterranee fortissime. Barbisani è convinto che l'opera diplomatica porterà i suoi frutti. Alla fine non ce n'è uno che sia per l'autonomia e uno che sia contro, uno che sia per le piccole medie imprese e uno che sia per le multinazionali. Siamo tutti dalla stessa parte e le cose, come dicevano i democristiani, sono più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono. Sempre da lei però dice ha vinto la linea del ponte di Messina e non quella dell'autonomia. Vabbè, guardi, che lo dica un parlamentare europeo sul tema del ponte di Messina, quando il ponte di Messina è una delle parti fondamentali dei corridoi europei Palermo-Berlino, fa sorridere, nel senso che il ministro delle infrastrutture si occupi pure del ponte sullo stretto di Messina, ma io da cittadino trevigiano so che è venuto qui 3 o 4 settimane fa a portarci i soldi per la progettazione del quarto tronco della tangenziale che né Bossi né Maroni né nessun altro ci ha mai fatto. La chiave di tutto sta nel futuro di Roberto Marcato, uno che Barbisan conosce molto bene dai suoi trascorsi di consigliere regionale. Una persona che dovessimo perdere sarebbe un problema per noi, credo anche un problema per lui, perché tradire così la sua storia non credo che neanche lui lo voglia. Quindi il mio appello è, da queste telecamere, ti prego Roberto, pensa bene a quello che stai facendo, tu sai che per la Lega vale lo stesso principio della Chiesa. Extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa nessuna salvezza, e così anche è stato per tutti coloro che hanno abbandonato la Lega.